Situazione meteorologica, un nuovo impulso perturbato interessa il nord-ovest italiano in questo inizio settimana, con rovesci sulle fasce costiere nevicate anche consistenti nell'entroterra di Ponente e sui versanti padani. Mercoledì temporaneo e parziale miglioramento, ma il tempo in questa settimana rimarrà molto instabile. Nel pomeriggio piogge moderate sul settore centro-occidentale e nelle aree interne del Levante, con quota neve sui 1000-1200 metri, mentre le aree interne di Ponente saranno interessate da episodi di neve bagnata o pioggia mista neve. Infine, passaggio perturbato più intenso atteso a partire dalla serata. Piogge a carattere di rovescio dapprima sul settore occidentale e successivamente su quello centro-orientale, nevicate diffuse sui fondovalli tra serata e nottata sul Savonese e a quote di collina sui versanti marittimi di Genovesato occidentale e Savonese orientale. Venti moderati o forti da nord a ponente, da sud-sud-est su centro-levante, rinforzo serale con inasprimento delle linee di convergenza sul settore centrale. Mare generalmente mosso o stirato sulle coste centro-occidentali, rapido aumento del moto ondoso durante la serata con mari molto mossi localmente agitati. Temperature in calo sui versanti padani e nelle vallate del Savonese, specialmente in serata, aumento sul medio levante costiero sui valori minimi, massime entro i 15 gradi. Per domani, martedì 3 febbraio, la Limet prevede piogge intense in nottata localmente a carattere di nubifragio sul genovese centro-orientale, graduale decentramento verso il medio levante, nevicate intense sulle vallate interne del centro-ponente con apporti nivometrici al suolo localmente superiori ai 15-20 cm, con quota neve sui 400 metri, episodi di neve bagnata o pioggia mista neve sui versanti marittimi del Savonese e Genovesato occidentale. Piogge moderate a levante, quota neve in calo fino a 1000 metri su Valtrebbia e Valdaveto. Sull'Imperiese piogge in esaurimento già in mattinata, su centro-levante bisognerà attendere il pomeriggio. Venti in rinforzo fino a forti di burrasca dai quadranti settentrionali su centro-ponente, deboli da est e sud-est a levante, mare agitato con onda lunga da sud-ovest, temperature in generale calo specialmente sulle coste del centro-ponente e nelle aree interne.